Buonasera a tutti, grazie di essere venuti così numerosi. Mi presento, sono Giulio Maria Turco, segretario pro tempore di Indipendenza Veneta, e innanzitutto volevo ringraziare tutti voi per essere accorsi così numerosi a questa serata. In secondo luogo vorrei ringraziare principalmente le persone che hanno permesso di organizzare questa serata, che sono appunto Anna Ferro, Daniele Soligo, Lucio Civiero e Denise Braccio. Questa serata è stata organizzata durante il mese di agosto, un mese solitamente dedicato alle ferie lavorative, e queste persone hanno dato anima, cuore e corpo per organizzare questa serata. Vi presento un po' quella che è la serata, che non è altro che una serata per ringraziare principalmente i protagonisti di quello che è stato l'idea della 342, che hanno deciso di partecipare, sono stati invitati e hanno deciso di partecipare alla nostra serata, e appunto sono i sindaci, i vice sindaci e i consiglieri dei comuni che hanno appoggiato la 342. Volevo iniziare facendo alcuni saluti, partendo appunto dal sindaco di Vedelago, Cristina Andretta, volevo parlamentare della Lega Nord, Nora Bizzotto, Alberto Montagnaro per le Isole Venete, per il 16° Reggimento Treviso abbiamo Luciano Dorella, l'imprenditrice Francesca Salvador, Antonio Guadagnini per Veneto Stato, Fabrizio Comencini per la Liga Veneta Repubblica, Stefano Valdegamberi, mio concittadino che però è in ritardo, Pierangelo Del Zotto per Prima il Veneto e Beniamino Boscolo Capon, PDL. Vi devo comunicare anche che il consigliere Pettenò avrebbe voluto essere qui con noi questa sera, però per motivi familiari vi porta i suoi saluti, ma non è potuto venire. La Federazione della Sinistra, il 17 settembre la Regione Veneto si troverà a vagliare la 342. Un evento che fino all'anno scorso, penso pochissimi dei presenti si aspettavano potesse avvenire in così breve tempo. Tutto questo è stato possibile non solo grazie a Indipendenza Veneta, ma bensì grazie anche a altri movimenti che hanno permesso la coesione, altri movimenti, altri soggetti politici, altri veneti che si sono uniti pochissimo tempo fa per dare vita a un comitato chiamato Il Veneto Decida. Un comitato dove troviamo, oltre appunto all'Indipendenza Veneto, Rese Venete, l'Associazione Culturale del 16° Reggimento Treviso, Veneto Stato, la Liga Veneta Repubblica, Futuro Popolare, Diritto di Voto, Color 44, AMI, Pasco Veronesi, Gioventù Indipendentista, Stato Veneto e altri movimenti. Sono movimenti fatti di persone, di veneti che hanno voglia di andare a decidere il loro futuro, ossia di arrivare al referendum che è la massima espressione di democrazia per un popolo. Noi ci auspichiamo che all'interno del comitato Il Veneto Decida entrino anche persone che andrebbero a votare no a questo referendum, in quanto essendo
un'espressione democratica, è giusto che venga data la possibilità a tutti, anche a chi vuole votare no per l'indipendenza del Veneto, di partecipare. Questa sera, come dicevo prima, è una serata di ringraziamento, per quei sindaci, quei consiglieri comunali, consiglieri provinciali che hanno permesso la votazione della 342. Questi sindaci, questi consiglieri hanno dato voce alla volontà dei cittadini veneti, hanno dato voce ai loro concittadini. Perché? Perché si ritrovano ogni giorno ad affrontare una situazione disastrosa, una situazione che non è più controllabile da uno Stato che non è più competitivo. A me, io ho 31 anni, penso a tanti miei coetanei che appena finito di studiare vogliono iniziare un lavoro e si ritrovano non a guardare vicino a casa loro dove poter andare a lavorare, bensì guardano oltre il confine e di conseguenza devono lasciare il loro territorio. Quindi questi sindaci, questi consiglieri hanno avuto una maturità politica molto elevata, in quanto hanno messo da parte il loro credo politico per andare incontro alla volontà dei loro concittadini, e sono stati lungimiranti perché hanno visto che solo attraverso l'indizione di un referendum, quindi la possibilità di avere l'indipendenza del Veneto, si riuscirà ad avere Devono quindi, come dico, guardare il futuro, ma l'hanno già guardato il futuro andando ad appoggiare la 342. Noi non ci meritiamo che ci venga tolto il lavoro o perdiamo il lavoro, non ci meritiamo che i nostri ragazzi prendano e vadano via di casa per andare a lavorare in un altro Stato, o i nostri anziani che non possano più percepire una pensione che gli faccia vivere una vita degna. È una situazione che solo attraverso il referendum e solo attraverso l'indipendenza del Veneto si potrà raggiungere. Io sono contento che qui questa sera ci siano i sindaci o i consiglieri che hanno appoggiato la nostra iniziativa. Vi prego di alzarvi e di salutare i presenti, perché ve lo meritate tutti, e vorrei che tutti faceste un applauso per queste persone che hanno